realizzazione di questo carro? Da dove è nata? È un'idea di tanti anni fa da un gruppo di amici che si sono ritrovati con la passione per la cartapesta e anno dopo anno modificano questo trenino apposta per i bambini, perché ovviamente il carnevale nasce soprattutto per i bambini, per dare felicità. C'è l'orso, c'è il Joker, cos'è l'accessorio che più vi rappresenta? Dietro, nella parte dove salgono i bambini, che è proprio dedicata a loro, ci sono dei fiori nuovi, un prato nuovo, ci sono varie migliorie che ogni anno andiamo ad aggiungere per renderlo sempre più bello e sempre più colorato. Sotto questa pioggia di coriandoli, guarda che bello, è carnevale! Pietro, allora, raccontaci da dove è nata l'idea di realizzare questo carro. L'idea è venuta da tutti noi ragazzi, ci siamo trovati una sera e dopo 1000 idee abbiamo stabilito questa idea che è, come avete detto voi, l'asino principalmente, che è un... Ma chi è l'asino in alto? Non ha un nome specifico. No. Abbiamo fatto questa maschera qua che secondo me è venuta molto bene e niente. Ma guarda che meccanismo che ha questo carro, meraviglioso. È una canzone di Fabrizio De André, questa, un intermezzo che abbiamo preso quest'anno, e va in qualche modo a indicare il momento attuale, dunque la guerra, i poteri forti che sono quelli legati alle energie, che sono rappresentati da un porcellino, che perché fanno sempre cassa con, alla fine con le bollette. Poi abbiamo i signori della guerra che sono qui rappresentati dalla rana e infine il popolo che è davanti, sempre con le mani alzate. È davvero realistica, guarda che bel musetto che gli hanno fatto a questa volpe, che non si capisce se è una volpe furbetta oppure se è una volpe agguerrita. Perché avete realizzato un giudice? Abbiamo realizzato un giudice perché comunque sappiamo che le volpi sono in via di estinzione quest'anno e quindi ci vuole una legge molto seria, questo insomma. Gli intramontabili, guarda quanto lavoro hanno fatto per realizzare questo bellissimo carro che ha quel personaggio che ha due occhi espressivi, devo dire, non sembra nemmeno fatto di carta, no? No, è vero, sembra davvero realistico. Ma come vi è venuta in mente questa cosa? È il carro di famiglia, quindi siamo... Ah, siete le figlie di... Sono le figlie di... Lo scopo del nostro carro è quello di voler rappresentare la realtà e il bisogno che sentiamo ognuno di noi di andare a rilento e staccare dalla vita quotidiana, dalle difficoltà e ogni tanto sfuggire in un mondo che ci ricorda un po' la nostra infanzia, un mondo pieno di favole, e abbiamo cercato di rappresentarlo così. Allora abbiamo delle bellissime maialine, di fronte abbiamo il mastro birraio che accoglie e dietro la Merkel che regge nelle mani i due nostri politici. Da dove è nata quest'idea di realizzare il Beer Carnival? È il primo anno di carnevale senza restrizioni da Covid, no? E quindi è stata proprio una festa, un Oktoberfest, una festa dentro la festa. Quando si festeggia ci vuole sempre un qualcosa da bere per sciogliersi un po' la gola e quindi parliamo di birra, quindi con il Beer Carnival. Esattamente. Un gran ritorno per questo carnevale, Damiano. Come dire, 75 anni e non sentirli. Sì, è vero. Oggi abbiamo visto veramente una bella affluenza di pubblico, tanta allegria che è quello che ci interessa di più, tanti bambini con il sorriso sulle labbra, per cui insomma è la cosa più importante per noi. Hai detto bene, se posso aggiungere anche un pubblico davvero giovanile, cioè tutti i carri erano davvero ricchi di gioventù, di ragazzi che avevano voglia di realizzare i loro sogni, di parlare, di raccontare, di divertirsi. Io credo che il carnevale nostro oggi, tornato alla pre-pandemia, abbia proprio fatto vedere a tutti la voglia di tornare a una vita serena, normale, perché poi al di fuori del carnevale il momento insomma non è proprio dei più belli, la crisi un po' energetica, le guerre eccetera, e insomma passare qualche ora in spensieratezza
e credo faccia bene a tutti, soprattutto le famiglie, i bambini, a tutti. Sì. Grazie alla radio, nostra radio ufficiale del Carnevale, da noi da molti anni, anzi con noi dagli anni 70 ad oggi, per cui dal 77, per cui grande TRV con noi e ci vedremo l'anno prossimo. Grazie. Grazie a tutti, ciao, ciao Damiano, grazie, vi aspettiamo.